Siamo in Costa Rica, nella foresta nuvolosa di Monte Verde, e siamo a circa 1300 metri di altitudine. Questa è una foresta molto umida, tutte le piante sono ricoperte da muschi e licheni. In realtà questa è una puntata che non era prevista, ma la dobbiamo fare perché abbiamo trovato uno degli animali più rari, più difficili da vedere, quantomeno qua in Costa Rica. È un insetto meraviglioso, solo che è l'insetto tra i più mimetici e più invisibili del pianeta. L'insetto muschio è un fasmide, quindi un parente dei ormai noti insetti stecco o insetti foglia. A differenza di questi insetti, lui somiglia solamente a un pezzettino di muschio. Voi potete infatti non vederlo su questo tronco, io lo sto guardando proprio da 15 cm, sta ondeggiando ed è un insetto che si confonde perfettamente con questo ambiente. Siamo riusciti a vederlo proprio per caso. Pensate che il guardiaparco che lavora qua da 20 anni non è mai riuscito a trovarne uno. Probabilmente sono anche comuni, ma il fatto che siano così identici allo sfondo li rende praticamente invisibili. Ciao da Francesco e ciao da Farfalle nella testa, nella nostra spedizione del 2017 nelle foreste più remote del Costa Rica.